che vogliamo investire sempre di più negli italiani all'estero, perciò vogliamo già da adesso chiedere un additivo di nuovo quest'anno, visto che abbiamo approvato l'anno scorso per l'anno del 2016, e volendo già da adesso preparare un nuovo additivo per l'anno del 2017. Però l'idea sarebbe di creare questo fondo consolari, perché così già sarebbe regolare questa permanenza delle percezioni consolari, parte almeno di questa percezione consolare negli stessi consolati gestiti da loro nelle necessità locali. Grazie mille. Grazie a lei. Passiamo all'interrogazione 3-2581 dei deputati Palazzotto ed altri concernente chiarimenti relativi alla posizione italiana in merito alla questione palestinese e al conflitto arabo-israeliano. L'onorevole Erasmo Palazzotto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, il 18 ottobre del 2016 è stata approvata una risoluzione al Comitato Esecutivo dell'UNESCO con l'astensione dell'Italia sulle restrizioni imposte dallo Stato di Israele alla spianata delle moschee a Gerusalemme, perché queste restrizioni rischiano di minare anche l'integrità culturale di Gerusalemme, quale punto di riferimento delle 3 grandi religioni monoteistiche, così come affermato nella stessa risoluzione dell'UNESCO. Le parole del Presidente del Consiglio, che ha definito allucinante tale decisione e che ha detto che avrebbe discusso anche con lei e rivisto questa posizione, ci dicono appunto che forse l'Italia ha cambiato la sua posizione. Le chiediamo se non intenda chiarire la posizione dell'Italia sulla questione palestinese e soprattutto quando e come intenda approvare e portare avanti gli impegni assunti da questo Parlamento rispetto al riconoscimento dello Stato palestinese. Grazie. Grazie a lei. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni Silveri ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Sì,